Questo qua è un mio disegno che abbiamo realizzato tutti assieme. Ho visto un re. Se la scusa? Ho visto un re. Ah, beh, sì, beh. Un re che piangeva seduto sulla sella, piangeva tante lacrime, Ma tante che bagnava anche il cavallo, povero re. e povero anche il cavallo. Sì, beh, ah, beh, sì, beh, ah. È l'imperatore che gli ha portato via un bel castello di 32 che lui cena, Povero re. e povero anche il cavallo. Sì, beh, ah, beh, sì, beh, ah. Ho visto un Se vescovo, la scusa? ho visto un vescovo, Ah, beh, sì, beh, ah. anche lui piangeva, faceva un gran baccano, mordeva anche una mano, La mano di chi? la mano del sacrestano, Povero re, scopo. e povero anche il sacristano. Sì, beh, ah, beh, sì, beh, ah. È il cardinale che gli ha portato via una pazzia, Oh, poi Cristo. 32 che lui cena, Povero re, scopo. e povero anche il sacristano. Sì, beh, ah, beh, sì, beh, ah. L'importanza di portare questa mostra in Italia, in Brasile. Che ne dice? È un'idea fantastica, anche perché così sarò costretta a venire in Brasile che mi piace da impazzire. Perché siamo stati stupendamente in Brasile. Ci sarà il prossimo anno A settembre, la festa dell'Italia in Brasile. a settembre 2011 fino a settembre 2012 Italia in Brasile. L'anno dell'Italia in Brasile. Abbiamo partecipato noi a questa manifestazione. Sì, sicuramente. Ma vuol dire che dobbiamo aspettare te il prossimo anno in Brasile? Ha registrato? 32 che lui cena, Povertà P. e povero anche il vino. Io credo che il Brasile è una delle nazioni che stanno muovendosi con difficoltà fuori da una specie di foro enorme e con una grande rincorsa, con una grande difficoltà perché succedono eventi nel mondo, la crisi economica, eccetera. Entrare a partecipare e soprattutto a sorreggere e proiettare la possibilità di migliorare e di vincere questa battaglia incredibile che stanno combattendo sia una cosa importantissima. Allora essere là e collaborare e dare una mano è quello che noi dobbiamo fare. Va bene? Bravo! Grazie, bravo. possiamo contare su di te? Certo. Piangeva, anzi ridacchiava. Ma Salema!